per molti una terra strana e affascinante. Una specie di paese della fantasia che si ricorda per gli aspri paesaggi, le vaste solitudini e i desolati silenzi. Un senso infinito di spazio e di solitudine. È questa la prima impressione, il volto più noto della Sardegna. Chilometri e chilometri di silenzio, prima di incontrare un centro abitato, un segno di vita fra le pietre. Qui il tempo sembra essersi fermato. Rimasto per secoli isolato dal resto del mondo, questo popolo ha potuto conservare e tramandare fino a noi i modi di vita, le usanze e gli abbigliamenti di un tempo ormai remoto. Ma la Sardegna è soprattutto per il visitatore la terra che rimane impressa nella memoria, oltre che per gli aspetti di una natura che come poche altre può ancora dare il senso dello strano e del meraviglioso, per i colori e le fogge altrettanto strane e meravigliose dei suoi costumi. I costumi in Sardegna raggiungono una varietà quasi incredibile di fogge. Ogni paese ha infatti il suo costume, che la tradizione popolare sembra avere elaborato cercando costantemente la propria ispirazione nella natura circostante. Le zone in cui si conserva l'uso abituale del costume sono quelle tuttora meno toccate dal naturale processo di trasformazione in corso nell'isola, e cioè principalmente le zone montuose del centro. Oliena è in questo senso un paese caratteristico. Qui diventa possibile intuire il significato di queste tradizionali forme di abbigliamento osservando come tutti gli abitanti del paese indossino un costume sostanzialmente identico. Di fatto, il costume rappresenta anzitutto il vincolo che lega i membri di una stessa comunità. Oliena è tra l'altro uno dei pochi centri in Sardegna in cui accanto a quello femminile sussiste l'uso quotidiano del costume maschile. Esso è indubbiamente più antico, giacché nonostante il passare del tempo rimane ancora oggi il medesimo di cui ci danno notizia alcuni testi di 20 secoli fa. I costumi femminili, invece, pur rimanendo sostanzialmente fedeli a modelli di antichissima origine, hanno generalmente subito in Sardegna gli influssi di altri popoli. Qui a Oliena, per esempio, è evidente soprattutto nello scialle ricamato l'influsso spagnolo. Passando di zona in zona, e spesso anche solo di paese in paese, si constatano radicali differenze. Ad Esulo, per esempio, che è un paese situato sulle falde del Gennargentu, a circa 1000 metri di altitudine, molte caratteristiche del costume rispondono alla necessità di una maggiore difesa contro i rigori del clima. Tra queste caratteristiche vi è la speciale pesantezza del tessuto, la cuffia di lana e il cosiddetto sacco che ad essa si sovrappone. Ma indubbiamente non dipendono da esigenze funzionali i particolari decorativi e i vari elementi ornamentali, legati piuttosto a motivi tipici della tradizione paesana.
Ad Arezzo, un paese che dista non molto da Desulo, si notano già alcune rimarchevoli differenze. Variano il taglio della gonna e la forma del corpetto. Inoltre, in luogo della cuffia troviamo un fazzoletto di lana. Ma accanto al costume quotidiano, ogni uomo, ogni donna della Sardegna ha in serbo per le grandi occasioni un abbigliamento più ricco e vistoso, il costume di gala. Nei paesi della Barbagia, cuore dell'isola, un avvenimento importante quale un matrimonio conserva il fascino di un antico rito. Ogni centro abitato è chiuso in una sua solitudine, che sembra ripetere l'immagine di quella più vasta dell'isola. Così ogni villaggio ci mostrerà un suo costume particolare, come un vessillo o un'insegna che lo distingue dagli altri per la foggia e il diverso accordo dei colori. Tuttavia, una certa affinità esiste fra i costumi di una stessa zona. Quelli della montagna ripeteranno dalla natura circostante la severità e la durezza delle fogge e dei colori. Allontanandosi dalle zone montuose e centrali dell'isola per avvicinarsi alle coste, si nota una graduale scomparsa del costume. Soggetti agli influssi di una diversa organizzazione sociale ed economica, gli abitanti di queste zone hanno finito per adottare un abbigliamento meno costoso e più pratico. La tendenza alla scomparsa del costume si manifesta via via che ci si allontana dalle zone montuose del centro. Esistono tuttavia numerosi paesi di altopiano che mantengono tenacemente i vecchi abbigliamenti, vere e proprie isole, in cui per una serie di circostanze storiche ed etniche, di cui sarebbe oggi estremamente difficile rintracciare l'origine, la tradizione continua a regnare sovrana. Uno di questi paesi è Busaki, dove è caratteristico il copricapo delle donne, costituito da una benda di lino, non a caso, già che qui il lino cresce in abbondanza. A San Mugheo, altro paese di mezza montagna, i costumi si distinguono, oltre che per la singolare foggia del corpetto, per l'insolito accordo dei colori, fondamentalmente dominati, anziché dal rosso, come accade nei paesi di montagna, dal marrone e dal verde. Lo stretto rapporto fra natura e costumi è forse l'analogia più costante ed evidente che balza all'attenzione del visitatore. Così, nel sud dell'isola, dove la natura si accende in vivi e smaglianti colori, il costume si arricchisce di rapporti cromatici di inusitata violenza. E ritroviamo ancora l'analogia con la natura nell'accurato disegno dei motivi ornamentali del costume, nella preziosità dei panni e dei broccati, nella raffinata e paziente esecuzione dei ricami, nella straordinaria ricchezza dei monili.
Certamente, in questo mondo nostalgicamente rivolto all'ammirazione di tutto ciò che è ignoto e primitivo, i costumi della Sardegna non potevano non suscitare una notevole curiosità folcloristica. L'annuale cavalcata di Sassari, riunendo in un'unica rassegna i più disparati costumi dell'isola, dà chiara un'idea di questo immenso patrimonio etnico. Legati agli aspetti di una dura esistenza quotidiana, i costumi della Sardegna non sono soltanto un oggetto di interesse folcloristico. Qui sono un fatto di vita, il simbolo di un mondo che scompare, l'ultimo vivo barlume di una favolosa stagione.